a titolo personale, ma partecipa come partito nella sua complessività a questo referendum e al comitato. Siamo presenti con una folta delegazione, c'è Patrizio Novelli, c'è Raffaele Bozzi, Lucio Costanzo, Ezio Fischera, proprio per dimostrare la coralità della nostra partecipazione. La ragione è molto semplice: noi difendiamo in Parlamento le ragioni del popolo sardo. L'abbiamo fatto con tante interrogazioni sul nucleare, con tante interrogazioni su Quirra, e siamo qui per dire che siamo tutti solidali per il referendum antinucleare in Sardegna. Nello stesso tempo vogliamo rappresentare che abbiamo una finalità comune, perché il nostro partito ha indetto e promosso un referendum antinucleare in tutta Italia. La Sardegna sarà prima e quindi sarà un elemento importante. Ecco, facciamo una grande sinergia per evitare che la Sardegna sia invasa dal nucleare e per evitare che la scelta nucleare invada tutta l'Italia. Il 13 di giugno ci sarà la votazione per il referendum antinucleare, il referendum sulla non privatizzazione dell'acqua, sulla pubblicizzazione dell'acqua e sul legittimo impedimento. Quindi ecco, il popolo sardo sarà importante che si riunisca in tutte le sue componenti, al di là dei partiti, per il referendum antinucleare in Sardegna, che si trovi ancora riunito per questi grandi referendum di civiltà che avverranno il 13 maggio. Siamo qui per proporre una grande sinergia su tutte queste manifestazioni di civiltà. Trasformerò in una interpellanza urgente affinché il governo sia costretto subito a rispondere. Qual è l'obiettivo di questa cosa? Quali sono le domande? Intanto sapere qual è veramente la situazione, ma soprattutto sapere se tutto quello che accade nella base sia sotto il controllo delle autorità italiane o no. Cioè se gli altri paesi partecipanti a queste attività militari facciano quello che vogliono. Questo non può essere, perché noi dobbiamo rivendicare protocolli estremamente precisi sul fatto che quelle attività non devono essere dannose per le popolazioni, per gli armenti e per tutto il territorio. Noi siamo contenti che la magistratura abbia voluto verificare, perché è un'autorità indipendente che è in condizioni, con i poteri, con gli strumenti di indagine che ha, di vedere che cosa c'è veramente in quella situazione. Dopodiché sarà nostro compito valutare insieme alle popolazioni la possibilità di non cedere a questo ricatto, o posti di lavoro. Allora, o i posti di lavoro sono non a scapito della salute dei territori e complessivamente della nostra popolazione, della nostra Sardegna, bene, altrimenti se così non è bisogna fare una scelta drastica, e noi siamo qui anche per dire che su questa scelta drastica siamo tutti d'accordo.